Buonasera a tutti, buonasera, che piacere, che bella questa accoglienza che mi riservate. Noi siamo puntuali veramente perché stasera vorremmo insieme a voi fare un piccolo viaggio, un piccolo sogno, una piccola occasione, una piccola esperienza di entrare nel mondo delle tradizioni popolari della nostra terra, di alcuni luoghi della Sardegna, ma anche di alcuni luoghi del mondo, tutti molto suggestivi, affascinanti, differenti per tradizioni, per suoni, per abiti, per canti, ma tutti, come dire, con il grande piacere di portare l'esperienza della propria nazione in un festival internazionale. Devo dire, questa occasione ce la offre la festa di Sant'Antioco, il santo patrono di tutta la nostra terra, e noi siamo molto orgogliosi di poter contribuire, come dire, a raccontare attraverso alcune iniziative collaterali un po' di occasioni per stare insieme, e stasera sarà, devo dire, davvero molto molto piacevole. Già avete avuto una piccola anticipazione con l'arrivo della parata, della sfilata dei gruppi internazionali. Quindi adesso noi procederemo con la cerimonia di apertura, sarà una cosa ufficiale per raccontarvi attraverso gli inni nazionali e le bandiere quali sono i nostri ospiti, e poi ovviamente di volta in volta cominceremo a raccontarvi davvero lo spettacolo delle tradizioni popolari del mondo. Eccoli qua, e partiamo dall'inno nazionale italiano. Ittiri, il gruppo che viaggia nel nome di San Pietro, accomodatevi qui. E ancora Sestu, abbiamo il nord e il sud della Sardegna, il gruppo Inuraghi. L'inno nazionale italiano, ma noi come Regione Sardegna abbiamo il nostro inno nazionale, che è Sinnu de su Patriotu Sardu a Sos Feudatarios, che è ufficialmente inno della Sardegna, conosciuto come Procurare e Moderare, scritto nel 1793 da Francesco Ignazio Mannu, e ci rappresenta come popolo, e noi lo ascoltiamo. E andiamo subito nelle Antille francesi, un gruppo molto importante, l'Association des Jeunes de Saint-Félix dalla città di Gosier e la Guadalupa. E adesso, per rappresentare il nostro continente europeo, c'è un'associazione che si chiama Cununa Puselinor, arriva da Gilau e rappresenta la Romania. Arrivano dalla città di Santiago de Cali, è l'istituto popolare di cultura della Colombia folclorica, quindi Colombia. Bello questo quadro, questa anticipazione. Adesso io vorrei
per aprire ufficialmente questa edizione del Festival del Folklore Internazionale, che fa parte delle iniziative collaterali della festa di Sant'Antioco, organizzate dall'amministrazione comunale. Io vorrei avere, se fosse possibile, il sindaco Ignazio Locci e l'assessora al turismo Roberta Serrenti, se mi raggiungono sul palco insieme, per dire grazie a loro e tutta l'amministrazione, tutta la città. Grazie infinite per questa bella occasione, insomma, di festa che ci state dando, che comincia, insomma, nel segno della, come dire, tradizione dei popoli, ma anche della festa dei popoli, per la festa di Sant'Antioco. Sì, assolutamente. Tanto grazie Ottavio e grazie a tutti voi che avete raccolto il nostro invito. Dico grazie alla nostra assessora Roberta Serrenti, che ha reso possibile festeggiare il nostro santo per la 663esima volta in questo modo. Domani sarà l'apoteosi per noi e quindi invito tutti a riversarvi nelle strade per accogliere Antioco. Oggi è una serata diversa, non è una serata di fede, è una serata meravigliosa di colori e di amicizia nei confronti di queste bellissime delegazioni che ci hanno raggiunto per mettere in mostra la loro arte, la loro tradizione, il folklore e sposarlo col nostro. Grazie a Ottavio, grazie per la sapiente organizzazione. Ottavio Niedu non ha certo bisogno di presentazioni in questo campo, è il leader in Sardegna veramente anziano, per voi. Non sei anziano, hai tanta esperienza. Quindi grazie davvero per questa meravigliosa serata e grazie a tutti voi. Roberta. No, Sindaco, hai detto tutto, grazie a te soprattutto perché ci permetti di festeggiare in questo modo e ci sostieni in tutte le azioni che proponiamo, e grazie poi a questi splendidi popoli, queste splendide persone che sono venute qua a onorare il nostro santo, e poi grazie a Ottavio e grazie al CCN che è sempre presente e ci supporta in tutte le manifestazioni. Grazie infinite, grazie Assessore, grazie Sindaca. Dunque, grazie al gruppo Sagra, e allora abbiamo Colombia, Romania, Guadalupe e poi ancora Sestu e Itri che si possono accomodare, e quindi comincia così, insomma, questa nostra festa. Facciamo salire i musicisti e adesso arriva con la musica, i suoni, la struttura proprio musicale per portare in scena quelle atmosfere di un arcipelago delle Antille francesi, possiamo considerare un po' una regione d'oltremare. Sarà dunque una festa, quella dei giovani dell'associazione che arrivano dalla Gosier, e quindi è la Guadalupe. Tutto è pronto, musica! Oh, si va me la chailler, chailler, bien chailler, les répondeurs chailler, chailler, yo bien chailler, d'embrouiller chailler, chailler, yo bien chailler, tellement de femmes la chailler, chailler doit boire, d'y fait, c'est vrai, oulé, oulé, à la, oh. Oh, vendredi soir, t'es allé au Cantano, t'es au Pirano, arrivé devant Casa. Tu vas me la chailler, il vient chailler, tellement tu vis la chailler, toi boire, tu fais rouleau.
Ittiri, San Pietro e Zuballu a Salugudoresa, boghe, chitarra e fisarmonica.
poverita, sta ricca su poverita, sta ricca su troppo fea, sta ricca su troppo fea. Din digri din digri te, din digri din digri te, den digri den den te, din digri den digri della, digri digri din digri della, din digri din din te, den 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 della, den 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 den. Quindi ancora una volta una bella occasione grazie alla Romania.
per noi, gruppo Inuraghi di Sesto.
Vediamolo insieme, la Colombia. San Antioco, a bailar bambuco. La Colombia è questa bellissima occasione di conoscere tutti i bambucos, queste danze splendide che ci hanno regalato. Con loro voglio ringraziare naturalmente tutti gli altri gruppi che hanno partecipato, intanto la Guadalupa, la Romania, grazie al gruppo di Sesto, al gruppo di Ittiri, grazie a tutti voi che ci avete regalato la vostra simpatia, l'affetto e gli applausi per tutta la sera. Grazie a tutti.
un cammino certamente secolare che riprende nel tempo e nella storia, soprattutto un sentiero di fede che continua, soltanto interrotto appunto come sappiamo dalla pandemia. Ma il pastore e la comunità vive questo momento di festa, di gioia, come un ritorno alle origini, alle radici profonde della nostra fede. Mi viene da dire la profonda devozione del popolo sardo al suo santo evangelizzatore. Popolo sardo che vuol dire i nostri padri, i nostri avi, che sono e rappresentano, credo, le radici e la memoria di un popolo, di questa comunità, che con la loro esperienza e la loro saggezza devono aiutare che cosa? I giovani a prendere in mano il loro futuro con quel senso di speranza e di responsabilità. Quindi la comunità è contenta e vive questo momento di gioia e di festa come un ritorno alle origini. Naturalmente stiamo ancora vivendo un tempo particolare di sofferenza, di incertezza. Io direi un tempo particolare dove vediamo ancora la difficoltà a vivere il presente. Questo presente, il Signore ci ha fatto un grande dono, che è il dono più grande della vita, ma ci fa anche un altro grande dono, un altro regalo che noi tante volte sottovalutiamo, che è il presente. Allora vivere la difficoltà del tempo presente, nonostante tutto, con questa certezza, dove ci viene incontro che cosa? Ecco, la parola di Dio, che deve infondere soprattutto a noi cristiani, a noi comunità, che cosa? Sapienza, saggezza, ma soprattutto speranza. Quella parola che il nostro santo patrono Sant'Antioco ha accolto, vissuto e soprattutto ha testimoniato. Allora vogliamo invocare al nostro santo patrono la sua potente intercessione, la sua protezione, che vegli su questa comunità. Sant'Antioco lo sappiamo, ma lo ripetiamo che è importante, è patrono di questo paese, di questa comunità, della diocesi di Iglesias, dell'intera Sardegna. E chiediamo a Sant'Antioco di essere soprattutto fedeli testimoni della sua presenza, ma anche e soprattutto operatori del messaggio che Sant'Antioco ci ha trasmesso. E questo è l'augurio di cuore, riprendendo questo cammino, vivendo oggi in maniera nuova la festa in suo onore, ricordando che noi celebriamo 3 volte all'anno la festa del nostro santo patrono, ed è una cosa bellissima, un privilegio. 15 giorni dopo Pasqua, la festa manna che abbiamo celebrato, che esprime che cosa? L'annuncio pasquale, la parola di salvezza che Sant'Antioco ha testimoniato. Qui è nata la prima comunità sarda. Sant'Antioco è stato il primo evangelizzatore, il primo testimone con la sua professione di medico del corpo e delle anime. Ha curato gli ammalati, i bisognosi, coloro che accorrevano a lui con la potenza del suo spirito. Non è un caso che noi celebriamo la festa di Sant'Antioco 15 giorni dopo Pasqua, perché esprime proprio l'annuncio pasquale, questa testimonianza, questa parola che Sant'Antioco ha accolto e ha vissuto e ha portato la gioia del Vangelo. E questo è l'annuncio pasquale che Sant'Antioco ha donato e ha trasmesso a tutte le persone che ha incontrato qui, dove lui è nata la prima comunità cristiana. Poi celebriamo la festa estiva, questa di oggi, il 1 agosto, in cui ricordiamo particolarmente un altro grande evento di grazia che abbiamo vissuto
2 anni fa, con la nuova dedicazione della Chiesa. Quindi la festa estiva e la festa di agosto celebra per questo importante avvenimento, questo evento di grazia che rimarrà scolpito negli annali, nella storia di un popolo e di una comunità. E poi infine la festa, la memoria liturgica il 13 novembre, che è il Dies Natalis, il giorno della nascita al cielo. Ecco, chiediamo allora a Sant'Antioco che ci dà la grazia di celebrare ancora una volta la sua festa, 663 anni di storia, come dicevo all'inizio, un sentiero di fede secolare, ecco, importante, che è nel cuore dei sardi, nel cuore di ciascuno di noi, figli di Dio, battezzati di questa comunità. Ecco, che ci dia proprio questa grazia, come dicevo prima, di continuare il nostro cammino di vita, di fede, certi della sua presenza, certi della presenza di Gesù, come Gesù ci ricorda nel Vangelo, lo dice agli Apostoli: non abbiate paura, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E allora noi dobbiamo affrontare il tempo presente con che cosa? Non dicendo che le cose non vanno bene, lo sappiamo, ci sono tante cose che non vanno bene e vogliamo pregare soprattutto in questo giorno di festa, che deve essere un giorno di speranza, di fiducia con il Signore attraverso la testimonianza del nostro Santo Patrono. Preghiamo soprattutto per gli ammalati, per le persone deboli, indifesi, sofferenti, per tante persone che non stanno bene, per tutte le necessità spirituali e materiali di questa comunità, di questo paese, dell'intera Sardegna, dove regni veramente che cosa? La fede, la speranza e la carità. Che Sant'Antioco ci benedica dall'alto, ci protegga. E allora, carissimi tutti, buona festa a tutti, viva Sant'Antioco e sempre sempre di più Ameras Annus. Che Dio ci benedica come Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri, buona festa, viva Sant'Antioco.